Sensibilizzare i cittadini europei alla raccolta differenziata applicando modelli virtuosi che danno anche benefici in bolletta. Etra, la multi-utility padovana, è capofila, assieme ad altre due realtà italiane e una catalana, del progetto europeo Life Rethink Waste, ripensare il rifiuto, che in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto e Lombardia e Unitalia promuove la diffusione di modelli che utilizzano le nuove tecnologie per applicare tariffe su misura all'utenza. Dare alle pubbliche amministrazioni gli strumenti necessari per giungere alla misurazione puntuale nella raccolta dei rifiuti. Con cosa? Attraverso le nuove tecnologie che ci mettono a disposizione e puntando soprattutto sulla modifica dei comportamenti, avere comportamenti più virtuosi da parte dei cittadini. Quindi due sono i punti, anzi i due vettori su cui incidere: tariffa e comportamenti. Come funziona questo sistema? Allora, il sistema della tariffazione puntuale funziona con degli allestimenti tecnologici che sono dei bidoni dotati di un chip che individua il singolo cittadino e ci consente di conoscere la quantità di rifiuto che viene conferito, e in particolare di rifiuto residuo, quello indifferenziato, perché la tariffa che è applicata in questo momento dai comuni soci tende a premiare chi conferisce meno rifiuto non differenziato. Un sistema che è già realtà in gran parte del territorio servito da Etra, che ora punta ad allargare ulteriormente la copertura della raccolta a microchip. Etra su questo è leader, ha già una copertura del proprio territorio dell'82% dove applica la misurazione puntuale attraverso i microchip. In questo modo si è in grado di misurare il numero di svuotamenti e quindi siamo in grado di applicare il principio europeo che chi inquina paga. A livello complessivo miglioriamo la raccolta differenziata e quindi con i relativi benefici ambientali, e abbiamo anche spingiamo il cittadino anche a contenere la produzione totale di rifiuti, quindi ad avere magari una maggiore attenzione nella fase di acquisto delle merci, dei prodotti.